Allora, intanto tu devi parlare con me e non devi parlare col burattinaio, quindi tieni qua questo che parlo io. Allora, adesso io mi presento, io sono Sandrone. Ma insomma, Sandrone, ma questo signore è venuto perché dobbiamo parlare della Fiume. Ho capito, ma io vuoi parlarmi? Ma lasciali di toccare il microfono che altrimenti rovini tutta la situazione. Allora, sposta un pochino, voilà. Ascolta Giorgio, rispondi tu, cosa devo rispondere Sandrone? Ma di qualche par? Cosa dico? Dico che oggi è iniziata la seconda edizione della Fiuma, che è una delle manifestazioni più meravigliose che ci sono in pianura padana. Ma dove era una cosa del genere? Sì, ascolta Giorgio, digli che ci siamo anche Noi sì, ci sono i burattini, ci sono spettacoli anche di marionette. Anche le marionette hai chiamato? Ho chiamato anche le marionette. Se Pologna perché è un traditore. No, non sono un traditore, io faccio anche marionette, quindi ho chiamato anche uno spettacolo di marionette e anche uno di pupi. Ascolta Giorgio, è vero che si mangia? Sì, si mangia. Dov'è lo stand? È là in fondo. Cambio, questa è la cosa più bella del festival. No, Sandrone, la cosa più bella del festival sono gli spettacoli. E che spettacoli ci sono? Allora, ci sono spettacoli, stavo dicendo, di tutti i tipi, burattini, marionette, pupi, ombre cinesi. E tu cosa fai? Io faccio uno spettacolo dove ho tante robe meravigliose. Ma vuoi dire che invece non si sia niente di bello qua? Ma dai Sandrone, ma lascialo parlare, poverino, non vedi che brutta faccia che c'ha? Che dichi pure. Tu dovrai inchinarti e dire: mi scusi contessa, adesso gliela cambio. Beh, ho capito, cambio le mutande alla contessa, ma no! La forfetta quindi la raccogli e la cambi. E nelle tue mutande ci nasce il quadrifoglio. Gli artisti vengono da tutta Italia, vengono dal Piemonte, dall'Emilia, abbiamo un burattinaio straordinario bolognese che si chiama Romano Danielli, che ha più di 80 anni, quindi è una vita che fa teatro con i burattini. Poi abbiamo un altro gigante del teatro dei pupi che è Mimmo Cuticchio, siciliano, palermitano, che farà il Cunto, che è una cosa meravigliosa, è stato insomma un colpo molto valido, ecco, riuscire ad averlo. E poi tantissime altre cose, abbiamo anche gli artisti di strada, fisarmonicisti, abbiamo Sisto Palombella che è un grande fisarmonicista, poi ci sono io, ci sono loro due. Sì Giorgio, hai fatto bene a ricordarlo che se mancano altre, guarda, perché io questa qua è mia moglie, ne stiamo alla Pulogna. Sì Sandrone, l'hai già dette 50 volte, le vere. Esonda, allaga, distrugge. Pescare, vuole pescare. Ma cosa vorrà mai pescare? In fondo a questo maledetto fiume puzzolente. Devi rassegnarti, non puoi cambiarli. Cosa ti dico sempre, Ridania? Rassegnazione e calma. Calma e rassegnazione. Salutiamo? Sì, dai, salutiamo. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao, vi salutiamo e vi aspettiamo tutti alla Fiuma. Io do un bacino a Sandrone. Ma sei bravo, Sandrone.